Diciamocelo con serietà e chiaramente, tutti gli anni accade questo, accade che si aspetta la pioggia, quest'anno è arrivata e sta arrivando con più ritardo, ma arriverà e come al solito spazzerà le polveri sottili e anche le polemiche. Nell'immediato noi dobbiamo dire che le soluzioni reali non ce ne sono, piuttosto dovremmo auspicare che a livello nazionale si prendano le decisioni forti circa le fonti rinnovabili di energia e che si utilizzi un'energia sempre più pulita. Altro che targhe alterne e altre soluzioni tampone, quello dell'inquinamento per il presidente della regione Luca Zaia è un problema serio e seriamente deve essere risolto con una regia a livello nazionale. Tutto il resto, compreso il dibattito sulle altezze dei Panevin, è inutile. A me ormai sembra un cerimoniale di corte, me lo lasci dire. Tutti gli anni in questo periodo la polemica sui Panevin, sull'altezza, sulla grossezza, su quanto distante devi starci. Si bruceranno i Panevin come al solito la notte dell'Epifania, il giorno dopo ci sarà un'altra polemica. Voltando pagina, Zaia chiede chiarezza sulla morte delle 2 donne incinte avvenute in provincia di Treviso, tra di loro Marta Lazzarin, la 34enne di Giavera del Montello, morta all'ospedale di Bassano il 29 dicembre. Sono 2 fatti tragici e ci sono delle relazioni dei medici assolutamente dettagliate rispetto alle cure e tutti gli aspetti clinici che sono stati monitorati. Assolutamente bisogna fare chiarezza fino in fondo nel rispetto delle famiglie, di chi ha perso la vita e anche di chi ha lavorato, dei medici che erano presenti. E senza enfatizzare in questa fase, e quindi chiunque volesse controllare la magistratura piuttosto che ispettori che vengono da fuori sanno che hanno tutte le porte aperte e le carte a disposizione.